prosegue nel mese di agosto il trend positivo del mercato del lavoro regionale. Nonostante un saldo mensile lievemente negativo, come normale in questo periodo dell'anno, le assunzioni fanno infatti registrare volumi simili e anzi superiori a quelli del 2019, con una crescita pari al 5% e diffusa a tutte le tipologie contrattuali. Il turismo continua a beneficiare del graduale ritorno a condizioni di normalità e a recuperare quanto venuto a mancare nei mesi precedenti l'avvio della stagione estiva, anche se il volume complessivo delle assunzioni si mantiene lontano dai livelli del 2019. Tendenza analoga per il commercio. L'andamento dell'occupazione nei primi 8 mesi del 2021 è ormai molto simile a quello del 2019, con una crescita da inizio anno di 71.500 posti di lavoro dipendente a fronte dei 77.000 di 2 anni fa. Il bilancio è positivo in tutte le province e la flessione della domanda di lavoro rispetto al 2019 continua a ridursi, essendo ora compresa in una forbice che va dal meno 3% registrato a Rovigo al meno 27% di Venezia. Segnali di ulteriore miglioramento si registrano ad agosto, con volumi di assunzioni che superano ovunque i livelli toccati nel 2019, anche nei territori più penalizzati dalle conseguenze della pandemia come Venezia e Verona. Riguardo agli effetti dello sblocco dei licenziamenti, in vigore dal 1 luglio, sul mercato del lavoro regionale, anche ad agosto non si registrano particolari smottamenti. I lavoratori interessati sono stati 182, il 58% in meno rispetto al 2019, per un totale di 122 imprese coinvolte. Prosegue ad agosto il trend positivo dell'occupazione regionale che sta raggiungendo volumi simili a quelli del 2019. Le assunzioni in agosto sono state 34.900 rispetto alle 33.300 di 2 anni fa, quindi stiamo raggiungendo le situazioni del 2019. Il bilancio complessivo del 2021 analogamente è vicino a quello del 2019, quindi l'aspetto è positivo. Da segnalare il turismo che nell'arco dei 4 mesi, da maggio ad agosto, ha accumulato un numero maggiore di lavoratori rispetto ai 4 mesi del 2019. Siamo a 65.600 in quest'anno rispetto ai 57.900 del 2019, quindi abbiamo avuto una crescita importante dovuta a vari fattori, tra cui le riaperture, il bel tempo e soprattutto la vaccinazione. A livello territoriale le province in difficoltà rimangono, in termini di saldo, rimangono le stesse, Venezia e Verona, e complessivamente possiamo dire che non ci sono al momento situazioni patologiche negative, tipo per esempio la questione dei licenziamenti, e quindi stiamo raggiungendo in generale le performance del 2019.